intercettazioni e l'ordinanza dei PM della DDA antimafia raccontano di una pace precaria tra mafia di Canicattì e Sidra di Palma. Violenza sessuale su una paziente, i carabinieri hanno arrestato un operatore sanitario di una struttura convenzionata con l'ASP, registrati anche altri e diversi episodi. Fallito il mandato esplorativo di Fico, Mattarella mette un punto, Draghi al colle. Dopo Porto Empedocle, anche altri comuni stentano a riaprire le scuole, ci sono dei bambini positivi al Covid, Raffadali le chiude tutte, a Favara 2. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Cosa Nostra e Sidra si guardano con diffidenza e sospetto. Vi mostriamo una delle intercettazioni tra Cosa Nostra Canicattinese e Sidra di Palma di Mantechiaro agli atti del blitz che ieri ha portato agli arresti Xidi. L'analisi della DDA mostra una precaria pace tra le due fazioni che, come la storia insegna, da un momento all'altro può divenire tragica e drammatica ed una successione di fatti di sangue finalizzati al controllo militare dell'una organizzazione sull'altra. Vediamo. Dall'inchiesta antimafia Xidi, che all'alba di ieri ha portato all'esecuzione ad opera dei carabinieri del Rosso di 22 su 23 fermi di indiziato di delitto, è emerso che Cosa Nostra e Sidra, in provincia di Agrigento, hanno sancito una sorta di accordo di pace. Una pax precaria. Un nuovo dualismo era infatti all'orizzonte tra Cosa Nostra Canicattinese e Sidra di Palma. Ne sono convinti i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Le due associazioni mafiose, storiche rivali e protagoniste di una notoria e sanguinosa sfida tra la metà degli anni '80 e quella degli anni '90, si trovano tuttora sul piede di guerra, scrivono i PM nel fermo. Le microspie del Rosso avevano infatti intercettato un dialogo tra Giancarlo Bugea e Luigi Bonocori, due dei fermati. Il primo, riportando il contenuto di un precedente incontro, aggiungeva che numerosi componenti della Sidra, dopo aver scontato lunghi periodi di detenzione, avevano reclamato una fetta del lucroso affare, ricostruiscono i magistrati, minacciando una vera e propria guerra qualora ciò fosse stato negato. Nel corso del summit Bugea ricorda che si sono fatti 30 anni questi e sono usciti dopo 30 anni, dice. Noi dobbiamo campare, non è meglio, la pace per tutti. Tra gli sidrari individuati c'è Antonio Gallea, tornato in semilibertà dopo 25 anni scontati perché riconosciuto mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. Si erano nuovamente coalizzati, scrivono i PM, e reclamavano il loro spazio sul territorio, mostrandosi pronti a lottare per ottenere ciò che ritenevano spettasse loro. Nel corso del dialogo Bonocori ricorda inoltre che uno degli sidrari, Chiazza, aveva schiaffeggiato un sensale in relazione a una compravendita di uva del valore di 400.000 euro. Così manda tutti in galera lui, lo sai tu? Sono le parole di Bonocori. Hanno fatto 30 anni e hanno uscito dopo 30 anni, non andiamo a campare, non è meglio la pace per tutti, io sono la pace, non si vuole che ci sia la pace, da me domandare, non si vuole che la pace, a Favara, a tutta la pace, no, però con la pace tutti siamo. Io comincio a piazza. Ma non è piazza, c'è Gallea, c'è Amarello, c'è, come si chiama? San Lorenzo, Santa chi lo passato ora. Hanno fatto 30 anni, ne scemo, qui si andiamo a campare. Vamos a fare cose nostre. La pace per tutto, la pace per seguire per il mondo. Ma noi vogliamo la pace, perché è giusto, e andiamo a campare. Un mezzo di pane già così non potremmo fare. Andiamo a fare. Come tutto. Hanno rispettato, hanno rappato la guerra, perché le guerre portano a loro. Hanno fatto 3 giorni di stanno. La chiamano a me, 3 volte me l'ho sparato, ma non si fa la vittoria e si sta. Ora no, io voglio che non mangiare d'accordo e gente sia così. Ora siamo noi e giù. E rispettiamo tutti, ma prima che ci vuole sicuro. Io ci sono che siamo in pace. Caso tu parla sia pace, qui che si cambia le strade. Da parte mia di questo. Violenza sessuale su una paziente in flagranza di reato che i carabinieri del Norm della stazione di Agrigento hanno nella serata di ieri arrestato AG, queste le iniziali dell'operatore sanitario di una struttura di riabilitazione convenzionata con l'ASP. L'attività investigativa coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Paola Vetro si è avvalsa di mezzi di ripresa audio-video che hanno permesso di registrare altri e diversi episodi di violenza sessuale ancora all'esame degli inquirenti.
Vaccini over 80, le prenotazioni online e col Postmat, ma quando è da decidere. Ma adesso il capo dello Stato Mattarella ha messo un punto alla crisi, almeno dal punto di vista politico. Sarà Mario Draghi a guidare il governo. Eugenio Caironi. La Sicilia rimane al palo. Nel Lazio, ad esempio, sono partite le prenotazioni per gli over 80. Qui nell'isola si rimane fermi alle promesse, mentre continua a rilento la consegna dei vaccini. Circola in questi giorni una battuta che serve magari a scaricare la tensione accumulata per i continui ritardi. La battuta, e bisogna prenderla come tale, riguarda la distribuzione del vaccino da parte del gruppo Poste Italiane. Vuoi vedere che la lentezza nelle consegne dipenda dalla proverbiale lentezza delle nostre poste? Certo che no. E così continueremo a vedere circolare i furgoni speciali del Corriere SDA in giro per la distribuzione alle regioni del vaccino. I corrieri sono arrivati anche ad Agrigento, ma nessuno sa dire quando cominciare qui a prenotarsi e quando avrà inizio la vaccinazione per gli over 80. E mentre si attende, pregando e imprecando contro chi viene ritenuto incapace di affrontare l'emergenza, bisogna fare i conti con una crisi di governo che ha visto ieri il presidente Mattarella parlare chiaro e bocciare il tentativo di voto anticipato. Le elezioni, ha detto il Presidente, rappresentano un esercizio di democrazia, ma ho il dovere di sottolineare come la riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. Per sconfiggere il virus, ha detto Mattarella, non serve un governo ridotto al minimo. Il Movimento 5 Stelle, intanto, non ci sta e annuncia di collocarsi all'opposizione. Prova ulteriore questa che proprio adesso servono uomini che sappiano rappresentare davvero l'Italia e superare i problemi. La figura di Draghi potrebbe essere quella giusta per superare lo sfacelo. Scuole e casi di coronavirus. Il sindaco di Raffadali chiude tutti gli istituti scolastici. Il sindaco di Favara 2. Gli interventi video di Silvio Cuffaro e Anna Alba. Ci risentiamo dopo appena 48 ore per darvi qualche notizia non sicuramente piacevole. Sto predisponendo una nuova ordinanza di chiusura del plesso Garibaldi. Oggi in tarda mattinata ho fatto una nuova ordinanza in cui chiedevo la terza A e la terza B. Pomeriggio mi arriva la notizia di una bambina della scuola d'infanzia positiva. Mi arrivano notizie di un genitore di 2 bambini che frequentano la scuola d'infanzia e una seconda elementare. Le notizie arrivano una dopo l'altra come uno stillicidio. Io non penso che si possa più andare avanti in questo modo, a fare 2 o 3 ordinanze al giorno. Ho contattato il medico dell'USCA scolastico, ho contattato il dirigente del scolastico. Abbiamo deciso di chiudere e di fare uno screening di massa a tutto il mondo scolastico e questa volta pregherei i genitori di evitare di comportarsi come si sono comportati recentemente, quando ho programmato uno screening di massa in cui si prevedevano di fare 800 tamponi, ne abbiamo fatti appena 200, perché hanno ritenuto che non era necessario. Poi ritengono i stessi genitori che è necessario non mandare i bambini a scuola perché c'è un caso positivo, poi ritengono necessario chiudere la scuola. Poi dopo 2 giorni, dopo ripetute telefonate in cui mi pregano in maniera insistente di chiudere la scuola perché i figli non sono in sicurezza e incominciano a telefonare: sindaco, quando riapriamo la scuola? Io penso che d'ora in poi bisogna avere un po' di responsabilità
e di maturità innanzitutto, che io non ho visto in questi giorni. Non è possibile. Signori, stiamo lottando con un nemico che non conosciamo, che non vediamo, e dobbiamo cercare di essere tutti responsabili. Non responsabili quando vediamo il nemico dietro la porta, no, perché il nemico può arrivare in qualsiasi momento in modo inaspettato senza che nessuno lo vede. Quindi dobbiamo cercare di comportarci bene. Ora che fai? Ora chiudiamo la scuola, rifacciamo di nuovo uno screening di massa e vi devo pregare uno a uno per venire. Io penso che non sia un atteggiamento responsabile. In ogni modo, io sono stato sempre contro l'apertura delle scuole. Ho sempre criticato le decisioni governative e regionali su questo argomento. Ho detto che non era opportuno mandare i bambini della scuola d'infanzia, della scuola elementare, in cui purtroppo non hanno la capacità di discernere e di capire il virus che male e che danno può fare, non per loro ma per le loro famiglie, perché la scuola sicuramente a quell'età è una diffusione, un veicolo di diffusione del virus, del contagio, lo portano dentro le famiglie, anche perché il virus di oggi è molto più contagioso rispetto a quello, e non lo dico io, lo dicono i virologi, lo dicono gli scienziati, lo dicono gli studiosi, è molto più contagioso. E allora che facciamo? Mandiamo i nostri bambini a scuola? Devono uscire i genitori di casa per andare a lavorare? Bene, si studierà il modo come dare la possibilità ai loro figli di fare una didattica a distanza. In questo modo non ne facciamo scuola. Ministro, non ne facciamo scuola in questo modo. Assessore La Galla, non se ne fa scuola, si apre, ho aperto una settimana fa e già la sto richiudendo. In questa settimana non si è fatta nessuna lezione. Chi manda i figli a scuola, chi non li manda, chi li tiene a casa e chi ha paura. Non è un modo questo di poter programmare seriamente un ciclo di studi. Un aggiornamento su dati positivi che sono in crescita. Questa mattina e nel pomeriggio me ne sono state notificate altre 6 casi di positività, quindi abbiamo superato di gran lunga i 60 positivi in tutto il territorio, numero che purtroppo è quasi scontato che aumenti a seguito dei dati che registriamo nelle ultime ore. Questa diretta è per informarvi su ciò che a breve verrà comunicato agli studenti, ovvero in 2 plessi, che sono il plesso centrale di via Bersagliere Urso e il plesso della Brancati di via Grotte. Verranno chiusi per questi giorni in modo tale da poter essere sanificati, quindi in via cautelativa cercare di limitare i contagi, perché sia in un plesso che in un altro, in uno c'è stato già accertato un caso positivo, se non 2 ancora attendo notizie e un aggiornamento da parte dell'USCA. Sul secondo ci potrebbe essere una sorta di contatto indiretto, però come dicevo poc'anzi, sentendo anche le dirigenti sia la Monreale che la Broccia, sia sentendo l'ingegnere Avenia, abbiamo concordato sulla necessità di chiudere questi 2 istituti in modo tale da poterli sanificare e poi riaprire e permettere ai ragazzi di ritornare a scuola, mi auguro entro la fine della settimana o al massimo la settimana prossima. Io oggi sono veramente provata perché ho la sensazione che in una fase cerchiamo di riprenderci e subito dopo facciamo tanti passi indietro. Tutto dipende anche dal nostro buonsenso, perché vedo veramente tanta gente in giro senza mascherina o senza rispettare il distanziamento. Per quanto riguarda, qualcuno mi sta scrivendo in questo momento sugli screening della scuola superiore, siamo ancora in attesa. Domani mattina proprio
cercherò di coinvolgere l'ASP e capire le modalità e i giorni. Dobbiamo capire una cosa, l'ASP sta facendo veramente un ottimo lavoro insieme al personale sanitario, lo abbiamo visto sul lavoro che è stato effettuato a Favara. Hanno una provincia da gestire e Favara è uno dei paesi più corposi come numero di alunni, quindi stanno cercando di organizzarsi al meglio e io mi auguro entro questa settimana di poter avere notizie e potervi notiziare. Che dire, cerchiamo sempre di utilizzare mascherine e soprattutto evitare di cercare di fare le cosiddette uscite inutili. Coronavirus e ripartenza. Il presidente di Confesercenti Sicilia lancia un accorato appello affinché gli organi competenti tendano una mano ai commercianti. Vittorio Messina ha le idee chiare, serve sforzo per sostenere le imprese. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Vittorio Messina di Confesercenti, già presidente della Camera di Commercio di Agrigento, lancia un appello alle Camere siciliane. Facciano uno sforzo straordinario per sostenere l'impresa. Il sistema camerale italiano, dice Messina, ha messo a punto un programma per fronteggiare l'emergenza attuale che sta duramente provando il nostro tessuto imprenditoriale per programmare la ripartenza per il 2021 attraverso 12 linee di intervento articolate in funzione delle priorità e dei temi strategici individuati, un programma che fa seguito al grande sforzo fatto dal sistema camerale a favore delle imprese con 300 milioni di contributi stanziati nel 2020. Per Vittorio Messina sarebbe opportuno a tal proposito, tramite Union Camere Sicilia, far conoscere gli impegni assunti a favore delle imprese siciliane, che con il loro contributo sostengono gli organismi regionali. Le linee di intervento più urgenti sono state individuate nella trasformazione digitale, nell'internazionalizzazione, nella prevenzione di crisi d'impresa, nel sostegno ai settori più colpiti, come quelli del turismo. Riguardo a fattori di competitività, secondo Messina, nel medio periodo viene posta l'attenzione verso i giovani, il mondo del lavoro, con la sostenibilità verso lo sviluppo tecnologico, con la semplificazione, le infrastrutture e l'imprenditoria femminile. Relativamente alle linee trasversali si guarda al monitoraggio e all'analisi economica, al piano di comunicazione e marketing del sistema camerale. In buona sostanza, il piano può costituire per Messina la base per un duraturo sviluppo della capacità camerale al fine di promuovere una crescita più sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Una grande opportunità per il mondo imprenditoriale, prosegue Messina, della quale difficilmente potrà trarne vantaggio il tessuto economico delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, considerato che la definizione dell'accorpamento tra le Camere di Commercio si trova ancora in una posizione di stallo, nonostante da tempo si faccia sapere che la Regione siciliana è pronta a esitare il decreto per la costituzione della nuova Camera di Commercio. La presenza di commissari alla guida dei 3 enti camerali non consente per Messina di interpretare lo spirito della riforma e di creare quel collegamento virtuoso tra le singole realtà, portando a sintesi le esigenze dell'intera area. È stata corsa ai drive-in per i tamponi da parte degli staff dei gabinetti di 2 assessori del governo Musumeci. Il panico è insorto dopo aver appreso che 2 autisti hanno il Covid. Si tratta di personale al servizio degli assessori alle attività produttive Mimmo Turano e dei servizi di pubblica utilità Alberto Piero Bonne. Entrambi i componenti della giunta si sarebbero già sottoposti al tampone rapido che sarebbe risultato negativo. Dagli assessorati assicurano che nessuno dei 2 autisti ha accompagnato i rispettivi assessori a Pergusa, dove domenica in un hotel il governatore Nello Musumeci ha riunito l'intera giunta. Il motto è vaccinare tutti e subito. Noi abbiamo mandato il documento al Ministero della Salute. Si tratta di evidenziare che questo tipo di popolazione con patologie ad andamento cronico, una di queste è il diabete, ma in questi soggetti che stanno facendo le complicanze, una patologia da Covid potrebbe veramente divenire mortale. Allora probabilmente dovremmo privilegiare queste persone. E ci sono anche i bambini con diabete.
Lo Stato, la politica buona, quella che previene le problematiche, deve occuparsi di questo aspetto della sanità, non deve tamponare. Le faccio un esempio che vale per tutti. L'Italia è nell'ambito a livello mondiale la terza nazione che presenta caratteristiche di laboratori avanzati e di alta tecnologia, quindi noi siamo nelle condizioni, terza nazione al mondo, di poter produrre noi il vaccino. Quindi la politica, ripeto ancora una volta, nell'ambito dei fondi, per esempio del Recovery Fund, deve prevedere dei fondi per potenziare gli stabilimenti dell'industria scientifica, dell'industria farmaceutica. In questo contesto che ruolo avrebbe il fascicolo elettronico? Avere la possibilità che lei in una medaglietta, in una card per esempio, abbia tutte le informazioni del suo stato di salute. Evidentemente questo permette un'accessibilità alle cure di molto vantaggiosa, in un momento in cui da più parti ormai al mondo parliamo di teleassistenza e di telemedicina. Anche questo termine, nulla sarà più uguale per quanto riguarda l'assistenza sanitaria dopo il Covid. Bisognerà trovare maniere diverse di assistere i pazienti. Però fin quando la regione, nel caso della Sicilia, o lo Stato italiano, fin quando avremo questa disparità fra regioni e regioni, diciamo questo sarà purtroppo difficile, ma è certamente una cosa estremamente vantaggiosa. I malati cronici, malati con malattia grave, hanno la paura di andare nei presidi ospedalieri. Progettare da subito nuove modalità di cura e di assistenza. Le faccio un esempio per tutti. Il diabete si cura con buona alimentazione e attività fisica, poi le medicine. Buona alimentazione. Abbiamo assistito in questi periodi dove la gente sta chiusa dentro a iperalimentazione, attività fisica. Nessuno di noi ha mai pensato che bisognava insegnare ai pazienti a fare attività fisica domiciliare. Covid hospital di Partinico ci sono state determinate problematiche e si parlava anche di passaggi per ritornare alla normalità. Com'è la situazione? Il nostro ospedale ha un pronto soccorso che è anche non Covid. I pazienti vengono ricevuti, vengono stazionati in una zona che si chiama area grigia, viene data la prima terapia, vengono stabilizzati, ove necessario naturalmente questi pazienti vengono trasferiti ad altri ospedali della stessa provincia. Noi abbiamo 100 posti letto, abbiamo diviso questi posti letto, l'assistenza in un modello che secondo me è abbastanza efficace, quello che fanno in Emilia Romagna, cioè ospedale per intensità di cure. Abbiamo i 4 piani di cura, abbiamo divisi un primo piano per patologie molto gravi, perché è un piano vicino alla rianimazione, un secondo piano con patologie prevalentemente cardiologiche e via via terzo e quarto piano patologie meno gravi, soprattutto di medicina interna. Quindi questo, assieme alla creazione di 4 team differenziati, ci ha permesso di poter dare delle risposte. Depistaggio via D'Amelio, archiviata indagine per Palma e Petralia, le motivazioni del provvedimento che ha archiviato l'indagine su 2 magistrati, il dolore della figlia del giudice. C'è il servizio. È tutto coerente, così dice Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia, in linea col principio che cane non mangia cane, che ha lavorato male, permettendo che certe nefandezze accadessero. Non farà i conti con la giustizia, ma non potrà sfuggire ai conti con la propria coscienza. La figlia di Paolo Borsellino è dunque amareggiata per l'archiviazione dell'indagine su 2 ex magistrati di Caltanissetta, Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, che si occuparono di Vincenzo Scarantino, il falso pentito e fantoccio della strage di via D'Amelio. Fiammetta, che da anni si batte per la verità attorno al depistaggio nelle indagini, ha parole severe per i 2 magistrati che erano indagati per calunnia aggravata e aggiunge: l'epilogo di questa putrida vicenda è la storia dell'Italia, lo stivale dei maiali che affonda sempre di più nel fango, come dice, battiato in povera Italia, pensando a quei corpi a terra senza più calore. Per il GIP di Messina, Simona Finocchiaro, ci furono molteplici irregolarità e anomalie nella gestione del collaboratore Scarantino, ma non è stata individuata alcuna condotta penalmente rilevante a carico dei magistrati oggi indagati che fosse volta a indurre consapevolmente Scarantino a rendere false dichiarazioni, a incolpare ingiustamente. Per queste ragioni è stata archiviata l'inchiesta nei confronti di Palma, oggi avvocato generale a Palermo, e di Petralia, procuratore aggiunto a Catania. Secondo il giudice Simona Finocchiaro, che in 23
pagine, accolto la richiesta di archiviazione della procura, non si ravvisa neanche l'utilità di ulteriori indagini, perché un eventuale approfondimento dibattimentale non consentirebbe l'esplorazione di alcun tema di indagine nuovo rispetto a quelli già ampiamente e approfonditamente analizzati nel corso degli anni e da ultimo con l'attività posta in essere della stessa procura di Messina. Insomma, il depistaggio, come apprendiamo grazie ai colleghi di Repubblica, attorno alle indagini sulla strage di Via D'Amelio è destinato a restare un altro mistero italiano, un tassello irrisolto di un grande puzzle che si fa sempre più intricato e complicato da gestire, e restano dunque sotto accusa solo 2 ispettori di polizia in pensione, un funzionario, Fabrizio Mattei, Michele Ribaudo e Mario Bo, accusati di essere stati gli esecutori degli ordini dell'allora capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, deceduto nel 2002. Possibile che hanno fatto tutto da soli? Ha continuato a chiedersi in questi mesi Fiammetta Borsellino. Non si potrà più dare risposta a questa domanda. Il caso è archiviato e continuiamo anche a non sapere chi ha rubato l'agenda rossa di Paolo Borsellino in Via D'Amelio, il luogo dell'eccidio. C'è uno stretto collegamento fra quel furto e il depistaggio, hanno scritto i giudici del Borsellino Quater, ricordando le strane presenze di agenti segreti sul luogo della strage, come raccontato da 2 poliziotti delle volanti arrivati per primi dopo l'esplosione. I servizi segreti, quelli che l'allora procuratore capo di Caltanissetta, Gianni Tenebra, invitò a partecipare alle indagini sulla bomba di Via D'Amelio. La Procura Generale di Catania, a conclusione della requisitoria, ha proposto la condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione a carico dell'ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, imputato in abbreviato di concorso esterno all'associazione mafiosa e corruzione elettorale. Si tratta del secondo processo d'appello a Catania dopo l'annullamento con rinvio deciso il 3 luglio 2018 dalla Corte di Cassazione. Lo stesso Lombardo commenta: «Ho ascoltato con attenzione la requisitoria della Procura Generale e ritengo oggi più di ieri che l'accusa non abbia dimostrato in alcun modo l'esistenza dei miei rapporti con la criminalità organizzata. Dopo 11 anni di processo basato soltanto su falsi pentiti, attendo prosegue di sapere cosa avrei pattuito, quali vantaggi gli avrei procurato e quali consensi ne avrei avuto, mentre so i danni che gli ho arrecato. Continuo ad avere, come ho sempre avuto, fiducia nella giustizia e confido che presto la verità venga ristabilita». Disposta l'amministrazione giudiziaria alla Caronte Tourist, la nota compagnia di navigazione dello Stretto. Il provvedimento della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria. I dettagli nel servizio. La società di navigazione privata Caronte Tourist è stata posta per 6 mesi in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento è stato eseguito stamattina dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica Regina, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. L'azienda che si occupa del traghettamento tra le sponde calabresi e siciliane avrebbe agevolato esponenti dell''ndrangheta. Secondo le indagini della Procura Distrettuale della Repubblica Regina, alcuni soggetti vicini alle cosche avrebbero gestito, ricavandone ingenti profitti, alcuni servizi all'interno delle navi. Con il provvedimento di amministrazione giudiziaria dell'azienda, dal valore di oltre 500 milioni di euro, la DDA ha inteso bonificare e impermeabilizzare la struttura aziendale dal rischio di future e ulteriori contaminazioni criminali e interferenze mafiose. Quello di oggi, ha dichiarato il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, è sicuramente tra i più importanti provvedimenti di amministrazione giudiziaria che siano mai stati eseguiti in Italia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Consorzio Autostrade Siciliane, l'avvertenza è al bivio. Vediamo. La trasformazione del Consorzio Autostrade Siciliane da ente pubblico non economico ad ente pubblico economico al centro dell'avvertenza aperta dai sindacati confederali dei trasporti. Una trasformazione che garantirebbe i 300 dipendenti del CAS ai quali verrebbe applicato il contratto collettivo nazionale previsto per il Consorzio Autostrade e Trafori. A tal fine i sindacati siciliani della Federazione dei Trasporti di CGIL, CISL e UIL sollecitano
l'approvazione della legge per permettere la trasformazione del Consorzio delle Autostrade Siciliane da ente pubblico non economico a ente pubblico economico. Non si può più perdere tempo, affermano Agostino Falanga, Dionisio Giordano e Franco Spanò, rispettivamente segretari generali della Will Trasporti, della FIT CISL e della FILT CGL, per poter adeguare il CAS alle sue caratteristiche naturali di gestore autostradale, che sono tipiche di un'attività produttiva, superando tutte le contraddizioni che ne limitano le sue funzioni con l'allungamento di procedure burocratiche e l'appesantimento di costi. Un danno per i lavoratori discriminati rispetto ai colleghi che operano, diciamo, in tutto il territorio nazionale per quanto riguarda il riconoscimento del contratto che non gli viene applicato, è quello del contratto degli autostrade e trafori. È un problema anche di natura politica, ma anche economico, che non si vuole trasformare l'ente ad ente pubblico economico. Quali sono gli ostacoli politici a suo punto di vista? Ma gli ostacoli sono perché l'ARS incassa dal Consorzio Autostradale Siciliano quasi 15 milioni di IVA, e quindi impedisce anche il fatto che vi vengono meno questi denari all'ARS. E fra l'altro è una contraddizione quella contrattuale dei dipendenti che blocca, diciamo, la carriera e il reddito dei lavoratori. Sono all'incirca 350 lavoratori e mi consenta, a rischio anche per quanto riguarda le autostrade, che non c'è sicurezza perché non viene fatta la manutenzione come dovesse essere fatta, e quindi è un problema anche di natura di sicurezza delle nostre strade siciliane. Quindi il consorzio è bloccato perché si applica un contratto della funzione pubblica. Fra l'altro alcune qualifiche non sono previste nella funzione pubblica, come l'esattore, che è previsto invece nel contratto collettivo nazionale delle autostrade e trafori. Io mi auguro che, visto il sindacato che da tanti anni, ormai da 10 anni, questi lavoratori aspettano la stabilità diciamo mentale anche del posto di lavoro, ma al di là di questo la regione siciliana, che impedisce il passaggio da ente non economico a ente economico, tra l'altro sia come organizzazioni sindacali abbiamo fatto in modo tale che l'assessore Marco Falcone presentasse un disegno di legge proprio per far passare l'ente ad ente economico, ad ente non economico, ad ente economico. Da oggi al via con i festeggiamenti di Sant'Agata, la santa patrona di Catania, celebrazioni assolutamente ridimensionate, ma ritorna anche quest'anno la settimana musicale agatina organizzata dal coro lirico siciliano. Ci sono i servizi. Ritorna anche quest'anno la settimana musicale agatina, una prestigiosa kermesse organizzata dal coro lirico siciliano che ogni anno si svolge con l'adesione e i riconoscimenti dei patrocini delle più prestigiose istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche italiane. Per l'edizione di quest'anno l'ente lirico siciliano riproporrà alcune rarità di musica liturgica e devozionale composte da insigni autori catanesi dei secoli XIX e XX, dedicate al culto della santa patrona Agata di Catania ed eseguite in prima assoluta. Per questa edizione sui generis della settimana musicale agatina 2021, per via del Covid-19, il coro lirico siciliano farà rivivere le magiche atmosfere musicali di un tempo perduto, con grandi compositori e operisti che impiegavano il loro genio per intessere le lodi canore alla martira catanese. L'omaggio alla Santuzza nella settimana della grande festa prende le mosse dal suggestivo ed elegante largo religioso tratto dalla cantata in onore della nostra concittadina Sant'Agata, composta nel febbraio del 1920 da Salvatore Nicoloso Sciuto, che fu autore di raffinate pagine di musica sacra e ricoprì la carica di organista nella Basilica Collegiata di Catania. Per seguire gli eventi del coro lirico della settimana musicale agatina basta collegarsi con le pagine ufficiali del coro lirico siciliano sui principali social.
ci conduce proprio facendo sviluppare quello che egli stesso ci dà all'inizio. Così è stato per Sant'Agata. Sant'Agata ha fatto fruttificare quello che aveva ricevuto, il dono della vita, il dono di essere cristiana, quindi è bene che ritorniamo sempre a questi momenti fondanti, fondamentali e iniziali. Credo che sia bello poter crescere nella fedeltà, intensificando e rendendo sempre più fruttuosa la nostra esistenza. Quindi l'ho fatto con tanta gioia e dico grazie anche qui ai miei genitori, alla mia famiglia, a tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere. Grazie di cuore a tutti. Vogliamo rinnovare l'appello ai catanesi a restare a casa e vivere nell'intimità questi momenti particolari Ho apprezzato molto anche quella pubblicità, io sto a casa a pregare. Non si tratta di non volere onorare la nostra santa patrona. Io vivrò certamente dei momenti assieme al signor Sindaco che rappresenta l'intera comunità, l'intera città. Avremo la gioia di stare più vicini e vogliamo rappresentare tutti. Ho sottolineato già questo premio, questo riconoscimento vuole premiare anche la buona volontà che stiamo mettendo tutti e che vogliamo continuare. Dobbiamo essere prudenti, è il contributo di tutti che rende bella anche questa festa. Quindi accogliamo le indicazioni che ci vengono date, avremo la gioia di poter dire anch'io ho contribuito alla riuscita di questa, ecco, inedita certamente, ma di questa autentica festa in onore di Sant'Agata. Sant'Agata sarà contenta se ci vedrà tutti impegnati e quindi osserviamo quello che opportunamente ci viene detto. Grazie anche per questo impegno e mettiamocela tutta. Il Signore e Sant'Agata ci aiuteranno per uscire da questa pandemia. Per esprimere sincera gratitudine ad una persona che ha servito la nostra città e la nostra provincia per 19 anni, in un momento molto peculiare della storia della nostra città, che ha stravolto anche la festa di Sant'Agata per come l'abbiamo sempre vissuta. Bisogna rinnovare l'invito a tutti i cittadini e a tutti i devoti affinché si rispettino le prescrizioni. È stata una scelta quella assolutamente dolorosa ma altrettanto doverosa. Dobbiamo vivere le festività agatine 2020 in maniera molto più intima rispetto a come l'abbiamo sempre vissuta, ma sono sicuro che i catanesi saranno all'altezza della sfida. Domani mattina sarà lei a partecipare con l'Arcivescovo all'offerta della cera, ha già detto che sarà, come dire, una bella responsabilità ma anche una bella emozione. Sarà certamente una grande emozione, avrei preferito vivere quei momenti insieme a tutti i devoti, a tutti i catanesi, lo farò col cuore triste ma con un grande senso di responsabilità, interpretando il pensiero di tutti i catanesi. Per me sarà un motivo certamente di grande emozione, sarà uno dei ricordi più belli che andrò a custodire nell'albo dei miei ricordi più intimi di questa esperienza amministrativa. In realtà abbiamo predisposto all'interno del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in assoluta sinergia fra tutte le forze dell'ordine, dei servizi che sono certo andranno a eliminare il rischio di assembramento, con alcune ordinanze che ho predisposto e con uno sforzo corale da parte di tutte le forze dell'ordine, della protezione civile, ma
Mi auguro che soprattutto siano i catanesi a dimostrare grande senso di responsabilità, al di là della presenza degli uomini in divisa, che certamente rappresentano motivo di grande orgoglio per tutti noi, per quello che fanno giornalmente a tutela della nostra sicurezza, ma saranno i catanesi a dimostrare quest'anno la loro devozione a Sant'Agata, anche in questo modo rispettando le prescrizioni nell'interesse generale. Si è svolta a Siracusa sabato scorso 30 gennaio la seconda prova regionale dei campionati nazionali lanci invernali. Inizia con una giornata soleggiata ma caratterizzata da tanto vento, l'anno agonistico 2021 per i lanciatori dell'atletica leggera siciliana. Il programma tecnico della competizione di Siracusa ha visto nelle pedane i migliori lanciatori siciliani. Grande esordio per la campionessa italiana di lancio del giavellotto Giusy Parolino, che nonostante il vento ha disputato una brillante gara che le ha permesso di aggiudicarsi la prima posizione in una gara assoluta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.